Bentrovati a ore 13 con noi Claudio Vianello, che è il presidente del Dopolavoro Ferroviario di Trieste. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno. Allora, Vianello che conosciamo in particolare nell'ultimo periodo, ahimè, per una serie di situazioni che hanno riguardato lo stabilimento storico ferroviario, che dopo la mareggiata ha avuto anche ulteriori problemi di danneggiamenti, eccetera. Andiamo a rivedere l'ultimo servizio proprio con l'intervistato Vianello del nostro Gianluca Paladin, poi aggiorniamo la situazione e ci proiettiamo verso il futuro. E questa volta hanno fatto atti vandalici stupidi rompendo, hanno portato via il pattino di salvamento. Ennesimo furto allo stabilimento balneare ferroviario e ancora danni alla struttura. Polizia di Stato con la scientifica sul posto a supporto delle indagini. Il blitz dei ladri è avvenuto nella notte, verosimilmente quella appena trascorsa. Kral e Ferroviario sono ormai trattati come base di approdo di troppe persone che di giorno e di notte transitano da una struttura all'altra attraverso i passaggi dal lato mare. E praticamente si sono preparati per questa notte a venire a prendere ancora 2 canoe dalla parte del magazzino del canottaggio. In più hanno sfondato i vetri della zona canottaggio, hanno sfondato i vetri della ex zona sub e hanno rotto le porte dove ci sono i lettini, gli ombrelloni, eccetera. Quindi oltre al blitz fatto per l'ennesima volta, proprio la pianificazione di un ritorno con anche il materiale preparato per la fuga, come vediamo dalle immagini. Esattamente, cioè evidentemente hanno pianificato di venire qua e portarsi via altre cose gradatamente e le portano via mare, perché evidentemente hanno forse anche un'imbarcazione di appoggio che gli consente di fare questo, perché dubito che siano andati via a remi con un pattino di salvamento, è un po' macroscopico da vedere. Immagino che la capitaneria, se li avesse visti, gli avrebbe chiesto la polmare dove stavano andando con un pattino di salvamento. Non sappiamo chi siano le persone che continuano a fare incursioni negli stabilimenti balneari, telecamere non ce ne sono e la zona è più degradata che mai. Noi ci auguriamo che finalmente ci sia più attenzione per questa zona che sta diventando degradata, perché ormai è un via vai all'esterno per guardare da quando è successa la mareggiata. Abbiamo avuto persone che si sono introdotte per pescare, altri che sono venuti per vedere scavalcando le recinzioni, eccetera. Adesso ci sono i lavori al Kral, il Kral ovviamente in questo momento è completamente aperto su un lato, per cui da lì si accede senza problemi via mare da noi e conseguentemente io mi auguro alla fine che ci sia da parte delle autorità competenti, autorità portuale, carabinieri del Porto Nuovo, Polmare, Capitaneria di Porto, un po' di vigilanza in modo da impedire questo sfascio continuo e questo assurdo depredare delle zone che hanno già dei grandi problemi. Allora, Vianello di fatto si è autolanciato con questo servizio che ha avuto poi il seguito purtroppo anche del furto dei cavi di rame ulteriore, sì. No? Una situazione veramente incresciosa, difficile in un momento in cui state facendo tutto il possibile per tornare operativi in estate. Esatto, stiamo cercando con l'autorità portuale, abbiamo avuto un incontro il giorno 2 alle 10:15 con il segretario generale dottor Torbianelli, l'ingegner Marsi, incaricato tecnico per questa opera, di iniziare dei lavori anche per poter presenziare, sgomberando un po' di macerie eccetera, fra noi soci in attesa di iniziare effettivamente i lavori più grossi, che sono quelli di salvaguardia della linea di costa, ripristino delle scogliere, ripristino delle spiagge, dei bordi che sono gravemente danneggiati. Certo, a questo punto cosa si può pensare? Perché abbiamo visto quel comunicato dell'autorità portuale che dava il di via alla progettazione, diciamo sì. Così. Si può pensare a una stagione, diciamo così, a metà per voi, quantomeno, cioè di riuscire a fare i lavori e partire a metà stagione? Allora, guardi, il senso è questo, ci siamo trovati lunedì proprio per vedere cosa si poteva fare. Dalle parole che sono state scambiate, gli accordi che ci sono stati fra l'associazione e l'autorità portuale, i rappresentanti, ed era presente anche la ditta PTS che è dell'autorità portuale per i lavori, sembrava che i lavori potessero partire già il giorno dopo, al massimo 2 giorni dopo, e in attesa che un'altra ditta subentrasse diciamo verso la fine di maggio.
scegliendo anche l'area principale su cui intervenire per poter aprire possibilmente una parte dello stabilimento, mettiamo al 1° luglio, in modo da non perdere l'intera stagione e dare ai soci, ma ai cittadini, perché abbiamo 1800 persone che vengono allo stabilimento balneare, bambini, persone, famiglie, anziani, che hanno bisogno, diciamo, di avere questo stabilimento che è il più vicino sostanzialmente insieme al Kral al rione di Roiano, alla città. Certo, anche perché per voi associazione non aprire cosa significa anche a livello economico? Ma dal punto di vista economico per noi è una grande perdita, perché noi non riceviamo contributi da nessuno, diciamo abbiamo i nostri soci fondatori, sono le Ferrovie dello Stato, i sindacati confederali e il dopolavoro nazionale, quindi siamo noi che in realtà versiamo loro il 50% del tesseramento e diamo un supporto economico per le strutture che sono in affitto dal Ferrovie. Per quello che riguarda lo stabilimento noi paghiamo questo e con i proventi di questo facciamo i lavori sullo stabilimento, manutenzioni ordinarie e straordinarie, paghiamo ovviamente il canone, le assicurazioni, le fiduzioni, eccetera, e con quello che resta facciamo le attività per i soci. Ecco, tra l'altro bisogna capire anche nel momento in cui apri un cantiere in questa situazione, lo apri con una vigilanza, perché poi dopo nel momento in cui si lasciano anche lì attrezzature di cantiere che hanno un certo valore, appena riscontrati i furti di rame, cioè deve avere un cantiere, ma la vigilanza per il cantiere stesso? Esatto, cioè la zona ha subito un grande degrado, ormai dal 2019, da quando diciamo, c'è stato il passaggio fra l'autorità portuale che a quei tempi aveva la competenza fino al muro, compresi i binari, eccetera, al comune, ecco che avendo aperto alcune zone, poi fatto dei parcheggi e lasciato dei passaggi pedonali, la zona ha iniziato piano piano ad avere molte persone estranee che passano di là e che si sentono autorizzate a entrare a fare delle operazioni particolari. Questa è la terza volta che rubano il cavo lungo 600 metri di rame che fornisce la corrente elettrica sia allo stabilimento Kral sia al ferroviario e che viene da vicino alle Generali. Di fronte alle Generali c'è un vecchio magazzino, lì c'è l'allaccio, il che significa che prima o poi queste persone prenderanno confidenza anche con i 2 centri congressi e con quello che c'è attorno ai 2 centri congressi, perché lì la zona è completamente impresenziata, deserta. Tra l'altro, insomma, Tele4 è stato tra i primi a far vedere come, per esempio, non esista solo il Silos, ma esista, per esempio, un altro magazzino abbandonato, se non sbaglio, sì, ex stock, proprio alle spalle di Kral Ferroviario, dove vi sono diversi migranti, soprattutto in estate, che trovano ricovero. E siamo tornati più volte evidenziando questa situazione. Forze dell'ordine e carabinieri lo sanno, ma è, come dire, anche difficile, come dire, da contenere come fenomeno, perché bisognerebbe avere un presidio fisso notturno. Esatto, cioè sarebbe necessario che si mettessero d'accordo le autorità, non so se coordina il prefetto trattandosi di vari tipi di organismi di polizia, mettere un presenziamento tale che consenta una vigilanza, perché anche se ci fossero le telecamere, mi creda, è impossibile intervenire in tempo quando viene vista la persona su quegli stabilimenti. Certo, tornando ai lavori, la speranza è di aprire almeno una parte tra giugno e luglio? Allora, diciamo che probabilmente se i lavori iniziano a fine maggio e vengono svolti con una certa celerità, probabilmente la prima parte, quella che arriva circa a metà dello stabilimento, potrebbe essere aperta. Così è stato concordato con il segretario generale Torbianelli e con l'ingegner Marsi, in modo da poter dare un servizio alla città, perché ovviamente chiunque può iscriversi al dopolavoro e chiunque paga l'ingresso come in qualsiasi altro stabilimento. Certo, quindi insomma aprire la prima metà entro il 1° luglio. Entro il 1° luglio, se possibile. Questa è la speranza per uno stabilimento storico. Io al ferroviario ho dei ricordi da ragazzino, perché si andava al ferroviario per fare i tuffi dal mitico trampolino, c'è ancora. Che ahimè con quel sopralluogo post mareggiata fatto con il gommone della Barcola Grignano che ci mise a disposizione per fare il punto, e vidi appunto la situazione di quella passerella caduta in acqua. Esatto. No? Da lontano, devo dire, non riuscivo neanche a capire, no? Ma dov'è la passerella? No? Perché ha avuto un impatto clamoroso quella cioè, sono rimasto sbalordito anch'io, perché comunque come
associazione avevamo già avuto 3 mareggiate. Le 3 mareggiate che abbiamo subito erano state importanti ma non devastanti come questo, e quindi una cosa del genere, mi creda, io non l'avevo mai vista. Io sono diventato presidente veramente nel 2000. Dal 2000 abbiamo avuto 3 grosse mareggiate, una ha piegato il famoso trampolino che poi è stato sostituito, ma portar via la passerella sinceramente non mi era mai capitato. Strappare scale di cemento armato, peseranno 3 tonnellate, via tutti i massi delle scogliere addossate alla spiaggia, buchi, voragini nella spiaggia. Cioè io credo che veramente la situazione sia molto delicata, molto compromessa, e mi auguro che con i fondi che sono stati messi a disposizione dal governo, con i fondi della regione, con quelli che recentemente, se non mi sbaglio, anche lo Stato ha messo, il 157 milioni per le difese a mare e per le strutture ricettive turistiche, ci sia qualcosa anche per questi 2 stabilimenti in modo da aiutarci a rimetterci in piedi. Poi noi siamo disposti a trovare qualsiasi compromesso, accordo con le autorità locali, con le istituzioni locali per aprirci ulteriormente. Basta trovare un accordo e noi siamo più che contenti se abbiamo anche altre persone che vengono anche se non sono soci. Certo, allora facciamo un po' di storia, perché Vianello ci ha portato questa bellissima foto dello stabilimento balneare Excelsior, che sostanzialmente era dislocato prima del grande porticciolo di Barcola, quello rettangolare. Non dico Cedas perché ogni volta che dico Cedas, siccome conosco bene quello più piccolo, quello rotondo, c'è chi pensa sia l'uno, chi pensa sia l'altro. Allora diciamo così, prima del grande porticciolo quadrato di Barcola, quello davanti al piazzale dei parcheggi, era lo stabilimento balneare più grande di Trieste. Sì, era uno stabilimento che aveva sale da ballo, aveva anche cinematografo, aveva sala ristorante, aveva una grande spiaggia, un grande pergolato, era molto sentito e fruito dalle cittadinanze di Trieste. Nel 1983 si è deciso per carenze igieniche eccetera di chiuderlo, e nel 92 purtroppo si è presa una decisione infausta, quella di farlo diventare un condominio privato, quindi privando la città di uno stabilimento limitrofo a quelli del Saturnia, del Circolo Marina Mercantile, ovviamente del Sirena, della Velica Barcola Grignano e del dopolavoro ferroviario e ovviamente anche del Kral, per cui c'era una continuità di possibilità di balneazione per soci, non soci, aperta a tutti. E mi ricordo che io ero bambino, andavo oltre che a Barcola addirittura a nuotare dove c'è il castello di Miramare, in quella che è diventata l'area marina, si scendevano delle scalette e si poteva fare il bagno. Quindi una città di mare ha bisogno che ci sia una certa continuità di offerta ai propri cittadini e ai turisti di accesso al mare, possibilmente vicino al centro, non troppo lontano. Certo, tra l'altro la speranza è che in futuro anche quelle aree di Porto Vecchio dove c'è la famosa spiaggetta segreta che sembra di essere in Dalmazia, sì, se diciamo così si distoglie l'occhio dal retro, no? Chissà che in futuro con la rivalutazione del Porto Vecchio si possano aprire dei nuovi spazi anche in quella zona che è proprio davanti al centro congressi. Sì, praticamente dal Kral fino al Molo Zero sarebbe possibile, a nostro avviso, l'abbiamo detto più volte anche incontrandoci con degli ingegneri del comune, fare una bella spiaggia, quindi offrire un'ulteriore opportunità anche a coloro che vengono. Ad esempio lo scorso anno noi abbiamo avuto i congressisti che erano al centro congressi, venivano a pranzo da noi senza problemi, certo, perché eravamo il punto più vicino e venivano volentieri perché la struttura è bella sul mare, stavano molto bene. Certo, anche perché Trieste è città di mare con pochi se non nessuno ristoranti sul mare, no? Esatto. Lo ha detto più di qualcuno in passato e quindi questo è un tema sul quale bisogna ovviare anche come diciamo, località sempre più turistica. A questo punto attendiamo l'avvio dei lavori che tra l'altro riguardano voi, riguardano anche il vicino CAI, certo, che se la passa nella medesima maniera. No? Uguale, certo, perché anche noi in questo momento, avendo subito dei danni, non abbiamo fatto i lavori, ma oltretutto non daremo occupazione
perché noi avevamo comunque 4 bagnini, 3 cassieri e 10-11 persone che lavoravano al bar-ristorante, più ovviamente i fornitori, eccetera. Quindi comunque è un danno economico che oltre noi va sugli altri, oltre al fatto che c'è questo degrado sempre maggiore e quindi una svalorizzazione della zona che prima o poi diventerà patrimonio, diciamo, della comunità, cioè uno percepirà questa zona in un certo modo. Certo, che tra l'altro si è anche in realtà rivalutata con la presenza di maggiori parcheggi alle spalle, no? Vicino al Parc Bovedo, quindi ci sono tutte le presupposti per renderla anche più fruibile, ma bisogna aumentare la sicurezza. Certo, poi oltretutto noi vorremmo riprendere le attività del canottaggio, che è una sezione storica del 1925, siamo iscritti e siamo una delle società medagliate e dal collare diciamo di quelli che hanno avuto croce al merito, medaglie d'oro al merito sportivo, quindi facciamo parte di una piccola come dire, associazione nazionale che ci comprende per il valore che abbiamo dato alla comunità, alla coesione sociale, all'apprendimento, alla diffusione dello sport, all'avviamento sportivo. Grazie a Vianello per essere stato con noi, in bocca al lupo, saremo presenti ovviamente a testimoniare quando saranno conclusi i lavori, si potrà tranquillamente andare al mare negli stabilimenti storici come appunto il ferroviario. Ci fermiamo un istante, c'è il TG alle 13:20. Bentrovati con una nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4. In primo piano c'è la cronaca e ancora la banda dello spray al peperoncino. Almeno 5 le rapine nel corso del weekend, altre nelle ultime settimane, documentate dai servizi proprio del nostro Gianluca Paladin, che è ospite in studio assieme a me. Ciao Gianluca, ben trovato. Grazie Marco, buon pomeriggio. Allora, stanno imperversando nella nostra città, determinando tutta una serie di situazioni sgradevoli, di violenza, di rapine anche a persone insomma di diverso tipo, in particolare vengono presi di mira i giovani, ma non solo. C'è stato un'operazione interforze, carabinieri, polizia locale, già dalla notte, le prime ore della mattina, nelle piazze della città. Cosa è successo Gianluca? Stamattina hai documentato tutto già a Sveglia Trieste. Sì, sembra che ci sia un vero e proprio giro di vite per quanto riguarda i controlli sicurezza in tutte le piazze principali. Adesso vedremo delle immagini. Quelle che vediamo fra poco sono immagini derivanti da ieri sera, ieri notte, il solito gruppetto di ragazzi, tra cui credo anche minorenni stranieri. Vedete, quelli con le torce lì sono i carabinieri che poi adesso verranno inquadrate anche le autocivetta, erano presenti proprio perché evidentemente chiamati da qualche residente, magari proprio da chi contribuisce a mandarci video come questi, e i controlli servivano appunto per appurare che attorno a quelle siepi, a quella zona, non ci fossero materiali nascosti, oggetti atti a offendere, come per esempio coltelli, martelli. Ci arriveremo subito Marco, perché i controlli di oggi richiamano quell'emergenza che tu hai citato di queste rapine che vengono messe in atto anche da questa banda dello spray e il peperoncino, e quindi polizia locale oggi, carabinieri ieri sera erano ad esempio in piazza Perugino per letteralmente rovistare tra le siepi e cercare indizi, quello è un metal detector. Metal detector e altri strumenti anche per farsi spazio tra alcune parti di rovi che ci sono in mezzo alle siepi, e poi appunto questo metal detector che serve per capire se ci sono coltelli, martelli, pare utilizzati per intimorire alcune persone, tra cui quelle che avrebbero subito queste rapine venerdì sera in una zona anche che coinvolge il pieno centro cittadino, come le Rive, tra Piazza Unità e Piazza Ortis. Davvero abbiamo visto episodi ultimamente, per citarne un altro anche sabato sera scorso, un altro 25
25enne rapinato con l'utilizzo dello spray urticante. Insomma, si stanno accavallando sempre di più episodi molto simili con lo stesso modus operandi, che fa presumere che parte di queste rapine, che hanno coinvolto anche come vittime molti minorenni, lo abbiamo raccontato per tutta la settimana scorsa, e pare siano le stesse persone, questa banda di minorenni che gira con questi spray il peperoncino, intima le vittime di consegnare giubbotti, chiavi, cellulari, portafogli e poi spruzza in viso lo spray per darsi alla fuga senza problemi. Tanti gli episodi che ormai si contano sulle dita di più mani, davvero, e oggi l'operazione in corso che vediamo, le immagini di Guido Indri di questa mattina, è proprio dopo i controlli dei carabinieri su Piazza Perugino, considerata una delle principali piazze anche di spaccio, tra l'altro c'è anche il tema della droga, e quindi una zona da attenzionare particolarmente. Le conosciamo le altre piazze, Garibaldi, ma in realtà ormai è un problema anche del borgo teresiano, quindi gli atti di violenza sono stati troppi. Lo stesso questore ai nostri microfoni ha specificato che questa piazza e tante altre sono nel mirino degli inquirenti. Si continua a investigare per risalire agli autori di tante rapine tentate e consumate. È un vero e proprio giro di vite, Marco. Ci confermano anche gli inquirenti che proprio questi controlli servono per fare chiarezza anche su queste armi che usano, martelli e coltelli, a volte proprio nascosti tra le siepi delle vie delle piazze. Grazie al nostro Gianluca Paladino, ovviamente un servizio completo e aggiornato nel corso dell'edizione della sera del telegiornale delle 19:30, nuovi controlli anche sul fronte edilizio del nucleo tutela del lavoro dei carabinieri, con un'operazione svoltasi fra Trieste e Duino Orisina, evidenziando ancora una volta irregolarità e presenza di lavoro nero. 3 cantieri edili irregolari e un market con manodopera pagata in nero, 2 attività di costruzioni sospese, multe complessive per 140.000 euro. E questo è il macro esito dell'operazione dei carabinieri del Nucleo per la tutela del lavoro di Venezia, insieme al NIL e la compagnia di Via Ermet di Trieste. Nel capoluogo giuliano in particolare sono state controllate 4 imprese edili e un commerciante. Nel piccolo supermercato oggetto dei controlli è stato scoperto un lavoratore privo di contratto, senza alcuna comunicazione di assunzione né tutela previdenziale o assicurativa, dunque totalmente in nero. In 2 distinti cantieri con 4 imprese al lavoro nei siti sono invece state riscontrate violazioni di sicurezza inerenti ai rischi elettrici, alla viabilità, alla mancanza del progetto per i ponteggi e alla redazione del piano operativo di sicurezza, per cui sono scattate 3 sanzioni ai diretti responsabili. Entrambe le attività sono state sospese con ammende complessive per 80.000 euro. Altre 5 imprese edili sono state controllate a Duino Orisina nell'ambito di un cantiere che aveva destato i sospetti dei militari. In questo caso sono state 9 le violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori riscontrate dagli uomini dell'Arma, che hanno determinato ammende per oltre 60.000 euro. Allora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale con l'ispettore capo Roberto Leonardi per le ultime su traffico, viabilità. Buongiorno e ben trovato. Salve, buongiorno a voi. Dunque, giornata tutto sommato abbastanza pienotta nella mattinata, perché come al solito ogni lunedì ci sono un sacco di ordinanze lavori per cantieri e per tante altre cose. Comunque abbiamo fatto tutto quanto. Incidenti stradali particolari non ve ne sono stati, e potrei dirle anche che per il pomeriggio cose che riguardano la viabilità ordinaria come lavori o chiusura strade proprio non c'è nulla da segnalare. Perciò direi che proprio non avrei null'altro da aggiungervi. Grazie per niente, si figuri, buon pomeriggio a voi, a tutti quanti. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che boccia la proroga del governo, il comparto balneare sprofonda nell'incertezza. Si guarda al governo per risolvere una questione annosa che a Trieste impatta sulle spese per la ristrutturazione degli stabilimenti colpiti dalle mareggiate del fine ottobre-novembre scorso. Vediamo il servizio di Umberto Bosazzi. Gli operatori del settore balneare a Trieste sono alle prese con 2 problemi di fatto collegati fra loro: l'annosa questione delle concessioni che interessa l'intera nazione e le problematiche collegate alle ristrutturazioni degli stabilimenti danneggiati dalle mareggiate di metà autunno. Di recente una sentenza del Consiglio di Stato ha bloccato la proroga concessa dal governo, ma tale pronunciamento non preoccupa più di tanto gli addetti ai lavori. Con tutto il rispetto insomma per il Consiglio di Stato, però diciamo che chi legifera dopo non è il Consiglio di Stato ma il Parlamento, quindi stiamo aspettando appunto di avere notizie certe e definitive per quanto riguarda il nostro futuro, il futuro delle nostre imprese.
Come del resto è intuibile, la situazione è complessa, c'è una notevole incertezza sul futuro che di fatto blocca gli investimenti in assenza di prospettive certe a lunga scadenza. Sono più di 20 anni che lavoriamo di anno in anno senza avere certezze per il futuro e questo insomma può portare sicuramente ad uno stato di incertezza e non riusciamo a programmare le nostre attività, non riusciamo a fare gli investimenti, non riusciamo insomma a guardare il futuro in maniera ovviamente serena. Tale situazione, sottolinea Salviato, si abbatte anche su Trieste, a maggior ragione nel momento in cui le aziende devono decidere se e come e quanto investire dopo il duro colpo subito 6 mesi fa. Non avendo certezza per il futuro, anche in questo caso è difficile programmare degli investimenti e rimettere in sesto gli stabilimenti balneari dopo quello che è successo. E sicuramente ormai siamo alle porte della stagione, perciò noi dobbiamo comunque rimboccarci le maniche per garantire le aperture e quindi il servizio ai clienti, ai nostri clienti. E sicuramente l'incertezza frena quello che potrebbe essere invece un investimento sicuramente maggiore per quanto riguarda tutte le strutture che sono state danneggiate. In ogni caso Salviato intende rassicurare sulla riapertura degli stabilimenti balneari triestini per la stagione ormai alle porte. Insomma tutte quante riapriranno, adesso non so esattamente in che modo, però sicuramente dobbiamo garantire il servizio. Ritorniamo a parlare della settimana sociale dei cattolici in Italia che si svolgerà a Trieste a luglio con la presenza in apertura del Capo dello Stato Mattarella e in chiusura di Papa Francesco. Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, e il presidente del comitato organizzatore. Gli abbiamo chiesto di illustrarci i temi della manifestazione. Comprensibilmente nei giorni scorsi, trattando la settimana sociale dei cattolici in Italia, ci si è concentrati sulla presenza a Trieste di Papa Francesco, che chiuderà l'edizione numero 50, prima volta per un pontefice il 7 luglio, prima partecipando all'ultima sessione, poi con una Santa Messa in Piazza Unità. E da ultimo sul ritorno a Trieste del Presidente della Repubblica Mattarella, che il 3 luglio, sempre in Piazza Unità, aprirà l'appuntamento. Poco, a dire il vero, ci si è soffermati sull'aspetto più specificatamente dottrinale della manifestazione. Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del comitato organizzativo, così lo ha riassunto a partire dalla nuova denominazione, non più cattolici italiani, ma cattolici in Italia. Proprio per sottolineare la dimensione dell'accoglienza. Ci sono tante persone che operano nel nostro paese e che danno il loro contributo di pensiero, di azione, di lavoro e che provengono da altri paesi. Sono cattolici ma sono anche persone, uomini e donne di buona volontà che condividono un pensiero che mette al centro la persona e il bene comune. Il programma è composito. Saranno giornate molto intense nelle quali ci saranno relazioni, tavoli di partecipazione con i delegati, ma anche piazze della democrazia nelle principali piazze della città di Trieste, nelle quali ci si potrà confrontare su tematiche di grande attualità, che sono quelle dell'ecologia, quelle del lavoro, quella dei diritti del malato. Alla sera momenti di riflessione e spettacolo. Giovedì 4 luglio in Piazza Unità in programma una kermesse con Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni, Malika Ayane e Simone Cristicchi, ma c'è anche la serie di appuntamenti diffusi in città. Ci saranno degli stand per le zone centrali della città di Trieste, nelle quali delle realtà, associazioni, movimenti, cooperative di tutta Italia esporranno quelle che noi chiamiamo le buone pratiche e interagiranno con i visitatori per narrare un'Italia che ha a cuore la cura di se stessa, la cura degli altri in tanti modi. Bene, allora ultimamente abbiamo parlato tanto dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari per le nuove linee, le nuove rotte di Ryanair in particolare. Oggi invece è stata la volta dell'illustrazione del bilancio del Trieste Airport. Ha seguito per noi l'appuntamento a Ronchi Bernardo Gulotta. Il Trieste Airport ha approvato il bilancio d'esercizio 2023. L'anno scorso ha segnato una significativa crescita dei volumi di traffico e degli investimenti, oltre a un aumento dei risultati economici e finanziari. Un bilancio che racconta di un traffico che sfiora il 1 milione di passeggeri, più 33,5% sul 2022, 24 milioni di euro come valore di produzione,
con 3,2 milioni di euro di utile. Forte anche la spinta agli investimenti, 11,8 milioni per infrastrutture di volo, con l'esecuzione dei lavori di rifacimento di una parte dei piazzali di sosta degli aeromobili, la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico e la completa trasformazione del parco mezzi aeroportuali, con l'acquisto di nuovi veicoli elettrici in sostituzione di quelli termici. Questo grazie alla lungimiranza dell'amministrazione regionale, che ha saputo cogliere il valore della partnership con il socio privato per appunto l'assetto societario, e anche perché il Consiglio di amministrazione, il suo presidente e l'amministratore delegato di aeroporto, che ringrazio per il grande lavoro e la professionalità, hanno sempre saputo cogliere delle sfide importanti. Penso all'impianto fotovoltaico che mira all'autosufficienza energetica dello scalo, e penso anche all'irrobustimento di tutte le tratte, che oggi appunto salgono a 22. In forte crescita il polo intermodale, con sempre più passeggeri che raggiungono il Trieste Airport in treno e in bus. Siamo molto contenti del funzionamento del polo intermodale. Ha migliorato l'accessibilità dello scalo. Oggi quasi il 40% della nostra utenza viene in aeroporto utilizzando il mezzo pubblico, più del 30% con il treno. Sostenibilità e innovazione, ulteriori parole d'ordine dell'operatività dell'aeroporto, ma spostandosi verso poi l'attrattività sono le destinazioni che, aumentando, fanno crescere la portata dello scalo regionale. È il caso dell'attivazione recente delle tratte verso Berlino, Budapest, Cracovia, Siviglia, Parigi, Brindisi e Olbia. Questo è un aeroporto che ha avuto un numero di collegamenti storicamente abbastanza bassi. Questa crescita è fondamentale per la connettività a questa regione e per lo sviluppo economico di questa regione. L'effetto dell'incoming turistico sulla regione è notevole, i passi di arrivi dei turisti da altri paesi, soprattutto paesi abbastanza lontani, con 4 giorni medi in cui stanno in Friuli Venezia Giulia, comporta tanti soldi e tanti benefici economici. Allora, dei problemi nei centri di salute mentale di Trieste di natura sindacale sono stati sollevati nelle ultime settimane, e questa mattina in particolare dalla CGIL. Vediamo il servizio di Laura Buccarella. Sciopero del personale del centro di salute mentale di via Gambini, in stato d'agitazione per il ripristino del servizio sulle 24 ore. I sindacati FIALS e CGIL ne chiedono la riattivazione anche attraverso un numero adeguato di assunzioni, in particolare nel comparto infermieristico, che non preveda la mera copertura del turnover. Abbiamo indetto lo sciopero per il personale di via Gambini, che è da 3 anni che attende la riapertura del servizio sulle 24 ore. Abbiamo avuto anche un incontro con i familiari degli utenti, dove sostengono che c'è bisogno di questa attivazione sulle 24 ore per dare una continuità assistenziale agli utenti che gravitano attorno al CSM di via Gambini, che sono circa 800 persone. Nella giornata di giovedì 9 maggio è dunque proclamato lo sciopero del personale di Asugi del servizio CSM di via Gambini, della durata di 2 ore. In assenza di risposte l'agitazione potrebbe continuare. Le ragioni dello sciopero sono perché il centro di via Gambini non è aperto sull'H24, quindi creano pazienti di serie A e pazienti di serie B. Queste sono le prime 2 ore di sciopero, perché il mandato degli operatori è chiaro, e se non avremo risposta e non si prenderanno provvedimenti a riguardo si andrà avanti. Qualche istante di pubblicità, poi ci ritroviamo per parlare del basket, della gara 1 vincente di Trieste a Torino. Stasera il Caffè dello Sport 21:10, tanti ospiti, 2 in particolare della Triestina. Tra pochissimo ne parliamo. Seconda parte del telegiornale meridiano, pagina sportiva, basket con la pallacanestro Trieste che ha vinto gara 1 del primo turno di playoff in trasferta contro la Reale Mutua, 76-83 il risultato finale. Grande protagonista Eli Brooks con 27 punti a referto, e squadra di coach Christian che di fatto alla prima partita ha già ribaltato il fattore campo.
Pronti, via, ribaltato il fattore campo nella serie con Torino. Partenza ai blocchi da favola per la pallacanestro Trieste, che in una partita complicata riesce a trovare una difesa competente, un Brooks d'applausi e un ultimo quarto corale che traduce l'esordio playoff in esterna in un successo. L'inizio è bruciante per la squadra di coach Christian, che lascia fuori Campogrande come previsto. Reyes, Brooks e Candussi bucano ripetutamente la retina da 3 punti, stordendo di canestri i padroni di casa nei primi 5 minuti. Il time out di Ciani rimette in carreggiata la Reale Mutua, che si affida a Vencato per prendere il ritmo in attacco. I biancorossi restano competenti, pure Filloi è abile e arruolato, mentre la tripla di Bossi fissa il primo parziale di quarto sul 18-28. Nella seconda frazione 2 triple piemontesi riportano i padroni di casa a contatto. Poi Trieste sciupa una serie di palloni in fila e perde la via del canestro. Ecco che la gara sembra ribaltarsi sul 33-30. I giuliani però sfoderano tutte le armi che hanno a disposizione. Ruziere e De Angeli danno contributo, Superman Reyes si mette al lavoro e Brooks con una tripla riporta gli ospiti in vantaggio. Thomas e soci però hanno ingranato le marce giuste e si va negli spogliatoi sul 45-41. Poser e De Vico sostengono il leader Thomas a rientro in campo nel terzo quarto. Il 56-48 che induce Christian al time out sembra il classico parziale che orienta la partita. Sotto di 9 punti però Trieste non fa una piega, affidando all'ispirato Brooks libertà d'azione in attacco, mentre Filloi torna a fare il Filloi. Canestri da distanze siderali che incidono sul match. Biancorossi avanti sul 62-64 al 30°. Nell'ultimo quarto si entra in vero clima playoff, si fa fatica a segnare, le difese prevalgono sugli attacchi e fighter come Vildera e Pepe emergono nella lotta. I liberi segnati dai piccoli triestini sono manna dal cielo, procurando il +6 a 3 minuti dal termine. Thomas e Vencato sono gli ultimi ad alzare bandiera bianca per Torino, ma la squadra di Christian ha decisamente qualcosa in più in difesa e quella voglia di strappar palla all'avversario, insieme alle ultime trovate di Filloi e alla chiusa di Brooks, che ne mette 27 a referto, a permettere di chiudere il match e portare la serie sullo 0-1. Bene, allora, appuntamenti in TV, 13:50, subito dopo il telegiornale meridiano, questa partita, gara 1 fra Torino e Trieste, si torna in campo poi martedì e mercoledì vedremo gara 2, quindi 13:50 la partita su Tele4, mentre questa sera, ore 21:10, c'è il Caffè dello Sport, tanti gli ospiti in collegamento da Torino con la pallacanestro Trieste, in studio tra gli altri ci saranno il difensore della Triestina e capitano Malomo, ma anche l'altro suo collega di reparto Struna e tanti altri, Alessandro Asta, ci sarà Walter Topan, ci sarà anche Furlanic della Trieste Spring Run. Andiamo a sentire invece le parole in sala stampa di coach Christian dopo la vittoria in gara 1. I spoke last week about this was going to be a heavyweight fight. Ho parlato settimana scorsa dicendo che questa sarebbe stata una serie dei pesi massimi, un incontro tra due squadre molto forti. That's exactly what you saw there tonight. Questo è esattamente quello che si è visto in campo questa sera. Neither team played a perfect game, but both teams matched the physicality of the other. Nessuna delle due squadre ha giocato una partita perfetta, ma entrambi hanno matchato, appaiato, hanno reagito alla fisicità degli avversari. They do so many things well that we know we have to be at our very best defensively. Loro sono una squadra che fa molte cose molto bene e noi sappiamo che per riuscire a battere dobbiamo essere al nostro meglio in tanti aspetti in difesa. I think it came so easy to us in the first quarter. Penso che ci sia venuto tutto talmente facile nel primo quarto that our team kind of fell into this trap of thinking the entire game was going to be that way. Che siamo caduti un po' nella trappola di pensare che tutta la partita sarebbe stata uguale al primo quarto. Over the past few weeks we've done such a great job of getting the ball in the paint before taking any kind of shot. Nelle ultime settimane abbiamo fatto un ottimo lavoro a mettere sempre la palla in aria con una penetrazione con un post basso prima di prendere un qualsiasi tipo di tiro. And I felt like in the second quarter we lost our identity a bit in terms of being aggressive, getting the ball in the paint. E penso che nel secondo quarto è questo che ci sia mancato, abbiamo perso l'identità di attaccare l'area per poi riaprire e prendere un tiro. Really pleased our team was able to settle down, make that adjustment at the half. That shows a lot of growth for our team. Sono molto contento che la nostra squadra sia stata capace di resettarsi un attimo e di cambiare questa cosa nel secondo tempo, di sistemarla. Questo mostra una grande crescita da parte della nostra squadra. I'm fortunate to have a team of guys who are veterans that have been through this sort of championship before. Siamo molto fortunati ad avere un team di giocatori esperti che sono stati in queste situazioni prima e we've leaned on them in so many different ways through the course of the year. Ci siamo affidati a loro, abbiamo
siamo appoggiati su di loro in così tanti modi durante il corso dell'anno. And we're going to lean on them even more during this series. E ci affideremo ovviamente ancora di più a loro in questa serie. I think experience and understanding of the moment really matters. Penso che esperienza e comprendere il momento conti molto. And that group tonight that had a chance to step on the floor understood that. E quel gruppo stasera che ha avuto la possibilità di entrare in campo insieme capisce bene questa cosa e l'ha dimostrato. Bene, allora la domenica 5 maggio però è stata soprattutto la domenica della Trieste Spring Run fra atleti agonisti nella mezza maratona e i tantissimi migliaia che hanno partecipato alla Family, alla festa del running made in Trieste. L'italo-marocchino Abdullah Bamoussa ha conquistato il podio più alto della Trieste 21 km, la competizione regina della Trieste Spring Run. Assieme a lui Timothy Kimutai Kiru, keniano, e un convincente Alessio Milani. L'etiope Asmeravork Bekele Volkeba davanti a Erika Michelani e la triestina Gaia Tommasini hanno fatto proprio il palmarès femminile. La quarta edizione della gara, nata sulla scia della storica Bavisela, si consegna dunque alla storia piccola o grande della kermesse. Una kermesse che però ha due facce, entrambe bellissime. C'è quella agonistica, con la mezza maratona più affascinante del mondo, col mare ad accompagnare i concorrenti, cui si aggiungono la roller marathon, la staffetta solidale targata Dinamo Camp e la Family Run. I numeri: 2.500 iscritti alla mezza maratona, 6.000 alla Family, 1.500 alla Spring Run e 250 fra roller e staffetta solidale. Fin qui dunque le cifre, agli esperti l'analisi delle gare, ai vincitori l'augurio che Trieste possa rappresentare un tassello di un mosaico di vittorie. Perché se vogliamo il dato più bello, adoperiamolo tutte le volte che possiamo questo aggettivo, è proprio la partecipazione della gente. Questa mamma, che magari scherzando dice alla telecamera abbiamo vinto, a sua volta fotografa lo spirito di una manifestazione che consente a tutti quelli che tagliano il traguardo, ma anche a quelli che ad un certo momento si fermano, di sentirsi parte integrante della gara, indipendentemente dalla categoria o dal piazzamento. La Spring Run catalizza la curiosità e l'interesse dei triestini già un paio di giorni prima delle competizioni domenicali e quando, come succede, un'iniziativa caratterizza un preciso periodo dell'anno è segno che tale manifestazione è sentita prima ancora che partecipata. Certo, la corsa è il momento più atteso, per certi aspetti più liberatore e liberatorio, sia la partenza sia l'arrivo, ma persino durante il percorso, per cui alla fine l'arrivo in Piazza Unità altro non è se non il più che degno coronamento di una domenica che si vorrebbe si ripetesse già fra 7 giorni, ma che giova gustarsi come un evento, per cui appuntamento a maggio 2025. Bene, allora ci vediamo questa sera, 19:30 telegiornale, 21:10 il Caffè dello Sport. Per chi ci segue in diretta, ora c'è la partita Torino-Trieste, gara 1.